Matteo Arsti per VPTV, qui con mister Marco Didu. Ottimi 3 punti dopo svantaggio iniziale, dopo pochi minuti colpiti a freddo, poi grande reazione. Sì, la gara è stata subito in salita, siamo partiti non timidi, però cercando di capire un po' l'avversario e siamo stati puniti da una grande azione. Bisogna essere un po' più determinati subito dall'inizio, però poi si è vista veramente una grande reazione contro una squadra forte, non facile da affrontare, dove vanno veramente forti, fanno grande intensità, dove giocano tanti duelli e noi siamo stati, ce la siamo giocata a viso aperto alla pari. Era la terza partita in una settimana per tutte e due le squadre, quindi c'era magari anche un po' di risveglio energetico in più, però i ragazzi hanno cercato subito di reagire, abbiamo creato, abbiamo giocato, abbiamo ribaltato la partita nel primo tempo. Bisogna solo fare i complimenti ai ragazzi, perché oggi giocavamo contro la prima in classifica, contro una squadra veramente forte, attrezzata, che sicuramente farà una buona campionato. Mi viene da dire, in una partita davvero sempre agitata, con ritmi alti anche sugli spalti, sulle panchine, sempre grandi battibecchi, la sua calma l'ha fatta da padrone alla fine, perché i suoi sono rimasti calmi, e poi l'Eurogol di Paderna. 2 commenti su queste cose. No, ma noi in panchina dobbiamo cercare di stare concentrati sulla gara, poi in campo è anche giusto che ci sia magari un po' di animo, sempre nel rispetto dell'avversario. Credo che così sia stato, ripeto, bisogna cercare, io in primis, di rimanere concentrato, perché noi siamo lì in panchina a fare veramente nulla, fanno tutto i ragazzi in campo, noi non dobbiamo fare danno, diciamo così, stare concentrati su quello che succede in campo. Poi sono contento perché oggi veramente la dimostrazione abbiamo finito con Corrali in campo, con Pagliano che è la seconda da titolare, che è un ragazzo che è con noi già dall'anno scorso, Conti, un altro 2006 in campo, quindi c'è spazio veramente per tutti, l'ho detto ai ragazzi, e bisogna allenarsi con questa intensità. Siamo un po' rimaneggiati, mi dispiace per Danilo che in quella baraonda lì l'arbitro ha preso il primo, e dispiace perché siamo già in emergenza, però ripeto, con questo spirito e questi ragazzi possiamo andare oltre veramente tutto. Quello che abbiamo messo in campo oggi non deve mai mancare. Poi Paderno è un ragazzo che ha delle grandi qualità, sono contento per lui, perché è un ragazzo che ha sofferto, se lo merita, si allena sempre bene, però deve essere l'esempio per tutti i giorni. Un'ultima domanda, questa vittoria può dare la spinta giusta da qui in avanti? Ma no, noi non dobbiamo pensare alla vittoria di oggi o alla spinta. Sicuramente la partita di oggi ci deve dare consapevolezza, ma ripeto, non deve mai mancare lo spirito e l'atteggiamento che abbiamo messo in campo oggi contro, ripeto, una squadra veramente forte. Quindi noi dobbiamo pensare a quello. Abbiamo un inizio di campionato terribile, difficilissimo, non dobbiamo guardare l'avversario, dobbiamo cercare di fare punti. Oggi non conta nulla la classifica, non conta nulla quello che è stato fatto. Poi alzeremo la testa magari dopo 10 giornate e vediamo a che punto siamo, perché questo sarà un campionato veramente tosto, difficile, dove ci saranno diverse squadre che correranno molto forte, secondo me. Grazie mister, complimenti. Grazie a voi. Matteo Arsti per VPTV, siamo qui con Stefano Brognoli. Un avvio da sogno su un campo non facile, con il gol dopo pochi minuti. Poi cosa è successo? Partita strana, una partita che adesso in adrenalina non ti so spiegare. Partita indirizzata da episodi, ma sarò folle, ma da qua vado via contento. Da qua ho visto una squadra mia forte, sul campo ho detto bene, difficile. Sembrava scritta la cosa oggi, sembrava un po' scritta, però vado via col sorriso, perché sarò folle, ma vado via col sorriso, perché ho visto una squadra dove deve crescere diventare un po' più adulti la mia squadra, perché poi questi episodi indirizzano la gara. Sì, le avrei detto, sconfitta che può lasciare degli strascichi tra vittorie di fila, adesso sconfitta, e invece mi ha già risposto se vuole aggiungere qualcosa. No, ti rispondo che ci fa bene per come è venuta, questa sconfitta ci fa bene perché è una sconfitta amara, non è una sconfitta dove c'è stata supremazia, dove la squadra avversaria secondo me ha meritato. Abbiamo creato tanto il primo tempo, quindi dobbiamo magari andare a prenderle, andare in vantaggio, andare a raddoppiare il vantaggio, perché abbiamo creato davvero tanto, e poi crescere un po' di malizia, perché poi secondo me, ripeto, è stata una partita bella indirizzata da episodi
E poi, però devo dire che i miei ragazzi sono sempre stati in partita, sono stati bravi a non perdere mai la testa, perché se uno guarda le munizioni sembra un incontro di wrestling dove c'era solo una squadra. In questo incontro usciamo con 7-8 munizioni, ma una partita davvero contro una forse al 90esimo loro, e quindi o ci siamo menati da soli o gli episodi sono andati un po' dal loro favore, e per questo vado via contento, perché è una squadra che è stata in partita fino al 90esimo, non prendendo rossi, continuando a giocare, cercando anche se le grandi occasioni le abbiamo avute soprattutto il primo tempo, poi il secondo giustamente lo sono chiusi, hanno trovato un gran gol il terzo. Poi ricordiamoci che abbiamo affrontato una squadra, se non che ha chiuso al secondo posto l'anno scorso il campionato, e quest'anno si è rinforzata e punta per vincere, quindi ripeto, vado via col sorriso oggi. Un'ultima domanda che non è una domanda: la qualità di Panatti, cioè oggi è stata davvero si è vista in campo e ha dominato, secondo me. Giocatore importante per noi, deve ancora salire di condizione perché arriva da un infortunio, però per la categoria e per noi è un giocatore straordinario. Grazie mister. Grazie.